Il 3 marzo in tutto il mondo è in programma la giornata mondiale dell'udito. La clinica otorinolaringoiatrica di Cattinara è all'avanguardia nella cura e nella riabilitazione uditiva, venendo incontro a chi soffre di un problema solo apparentemente minore. Non è un problema sanitario in effetti acuto, è un qualcosa che si instaura di solito molto lentamente, nella maggior parte dei casi molto lentamente nel tempo, e proprio per questo non allarma il paziente, e il rischio è quello di tralasciare un problema che poi può diventare molto grave, soprattutto alla luce delle ultime conoscenze che ad esempio mettono in correlazione un calo uditivo con un rischio aumentato di deficit cognitivo. Nel nostro paese la giornata mondiale dell'udito si terrà il giorno 5 marzo, mercoledì prossimo. In quell'occasione il reparto organizza una consulenza gratuita rivolta ai portatori di protesi acustiche che non abbiano ottenuto un recupero uditivo significativo. Dalle 9 alle 14 potranno conoscere i benefici degli impianti cocleari. Nel paziente che è completamente anacusico o con una sordità severa profonda, inseriamo questo ricevitore nel sottocute, poi si esegue un intervento di mastoidectomia fino ad arrivare alla chiocciola e si inserisce un array di elettrodi all'interno della chiocciolina. Esistono due modelli, hanno caratteristiche leggermente diverse, il retroauricolare oppure addirittura il monoblocco. È molto facile per il paziente che non sa bene dov'è la componente interna avere l'allineamento dei due magneti e quindi è comodissimo, anche senza vedere il paziente riesce ad attaccare la parte esterna e far comunicare le due parti.